Ciao bambini, ciao mamma, ciao papà. Cosa ne dite se oggi facciamo un po' di pittura? Lo so, è difficile avere a casa tutti i colori. Abbiamo sicuramente i pastelli, abbiamo sicuramente i pennarelli, abbiamo forse qualche colore a cera, abbiamo forse qualche tempera o forse no? Allora, se non abbiamo la tempera e vogliamo disegnare con qualcosa di diverso, ho un'idea per voi. Sicuramente le mamme hanno dei trucchi nella trousse che non usano da tanto tempo, oppure hanno delle trousse con dei colori un po' strani, come quelli che ho io. Il viola, il rosa. Guardate, vero mamme, che questi colori di solito non li usate mai? E allora, che ne dite di provare a disegnare con il fard e con gli ombretti? Ho preparato per voi un bellissimo fiore. Semplicissimo. Prendiamo il ditino, strofiniamo forte nei nostri trucchi e pian pianino ci mettiamo e coloriamo. Guardate, bisogna schiacciare forte. Ci sono dei colori che coloreranno di più e dei colori che magari colorano un po' meno. Guardate, un petalo sta quasi diventando tutto viola. Poi possiamo prendere anche il blu. Guardate che ditino blu che mi sono fatta. E via anche con il blu. Strofino. Ecco qui, un altro petalo fatto. E così via con tutti i colori della trousse che la mamma, però solo la mamma vi può dare il permesso di usare. Guardate cosa ho fatto io questa mattina per voi. Un bellissimo fiore, tutto colorato. Ho usato anche il fard, che sicuramente le vostre mamme ce l'avranno. E io personalmente non so mai come usarlo. Eccolo qua. Poi, oltre a questi colori particolari, sicuramente a casa avete anche i colori che la mamma ha comprato quando era carnevale, per colorarvi il viso. E allora, perché non utilizzare anche quelli? Infatti, il centro del mio fiore giallo l'ho fatto proprio con questo colore qui. Che ne dite? Vi ho dato un suggerimento? Attenzione, facciamo sparire questi perché i colori si possono prendere e si possono fare anche con altre cose naturali. Attenzione, Sicuramente la mamma ha nella dispensa la farina gialla. Ecco il giallo naturale. Poi c'è anche la farina bianca. Oppure sicuramente nella dispensa la mamma ha il caffè, oppure il cacao, ecco tenuto il marrone. Poi se avete dei gessetti, io ho fatto una magia, guardate un po', ho preso del sale grosso, ho preso il gessetto verde, l'ho pestato, magari per questo fatevi aiutare da mamma e da papà, ho messo dentro la polvere di gesso e ho mescolato fino che ho ottenuto il colore verde e la stessa cosa l'ho fatto con il gessetto rosso e col sale fino questa volta. Ecco, ho ottenuto anche il rosso. Beh, cosa fare adesso con questi colori? Guardate un po', potete benissimo prendere un foglio. Io l'ho già fatto, ve lo faccio vedere cosa ho fatto? Guardate un po'. Lo so che voi siete sicuramente più bravi di me. Prendete un foglio, mettete la colla, eccola qua, e poi sopra potete sbizzarrirvi e incollare tutti quanti i colori naturali. Il mio intento era quello di fare degli alberi di pesco, visto che stanno fiorendo. Che ne dite? Sicuramente voi sarete più bravi di me. Ecco, per oggi è tutto. Ci vediamo un altro giorno e vi spiegherò come fare altri bellissimi disegni con magari la tempera. Ciao!